Il 2021 è stato un anno di ripresa, la Regione ha fatto del suo per incentivarla e cosa continuerà a fare? Ma noi oggi siamo in definizione della nuova programmazione, i nuovi bandi regionali che utilizzano i fondi europei e abbiamo, attenzionato il settore puntando sugli investimenti che le nostre aziende devono fare, per esempio per risparmio idrico, per attenuare quella che è la crisi energetica e quindi puntare anche all'innovazione tecnologica nel settore agricolo. Quindi la Regione ha fatto il suo e la collaborazione con Veneto Agricoltura anche ha dato i suoi frutti? Sì, Veneto Agricoltura è un ente fondamentale per la Regione Veneto perché punta alla ricerca, all'innovazione tecnologica, lo fa grazie anche al supporto delle università venete e su alcune tematiche siamo regione leader a livello nazionale. Quindi i prossimi PSR continueranno non solo a dare finanziamenti singole alle aziende che intendono investire, ma anche a accompagnare lo sviluppo di alcuni enti strumentali come appunto Veneto Agricoltura. E il ruolo delle associazioni di categoria, oggi anche loro erano interlocutrici, insomma. Ma le associazioni di categoria sono fondamentali perché per noi significano un confronto costante con gli agricoltori sul territorio. Loro rappresentano i nostri agricoltori, le loro esigenze e quindi per noi diventano fondamentali non solo nel momento in cui andiamo a redigere quelli che sono i nuovi bandi del PSR, ma anche per affrontare questioni importanti come il tema della sostenibilità ambientale, come il tema della crisi energetica oppure anche del cambiamento climatico.